Buonasera a tutti i telespettatori e alle telespettatrici di Radio Adige TV. Come ogni giovedì da 4 settimane a questa parte torniamo a parlare di economia, finanza e non solo per il format omonimo, Settimana Veronese della Finanza. Avete capito che torniamo a parlare di temi per la ripartenza e questa sera parliamo di innovazione e tecnologia, start-up, PMI innovative, formazione, nuove frontiere quali la blockchain sono soltanto alcuni dei temi sul banco appunto della tanto sospirata ripresa dopo l'emergenza Covid. Ma potranno essere questi che ho citato dei veri fattori di leva proprio per una ripresa celere e veloce, soprattutto in ambito economico, chiaramente. Ne parliamo stasera con Paolo Errico, presidente della piccola industria di Confindustria Veneto, con Claudio Cioetto, presidente di Appindustria Confimi Legnago e con Alessandro Dalcol, coordinatore della rete FabCube. Allora diamo proprio il benvenuto ai nostri ospiti e li invito e li saluto. Grazie intanto per aver accettato il nostro invito. Grazie, buonasera a tutti voi e anche ai telespettatori. Grazie, ricordo che siamo in diretta e potete seguirci anche online sul sito radioadige.com e su 2 pagine Facebook, Verona Daily e Radio Adige TV. Allora, prima di iniziare, cari ospiti, farei vedere come di consueto per questa parentesi, per questo spazio, un po' alcune slide per ricordare cos'è la settimana veronese della finanza. Qualche minuto e torniamo da voi. Allora chiedo alla regia il supporto, siamo qui per il 4º appuntamento di questo format organizzato con il brand Verona Economia, il quotidiano digitale fondato da Maurizio Zumerle e acquisito entrato nella galassia di Verona Network. Gli ospiti li ho già presentati, andiamo avanti. L'associazione Verona Network mette insieme a Verona oltre 60 soci istituzionali con l'obiettivo di favorire il dialogo nella convinzione che unirsi, fare rete, creare relazioni è la soluzione per affrontare le sfide del presente e del futuro. Verona Economia è un settimanale, in questo caso multimediale digitale, che nasce appunto dall'esperienza di Verona Economia quotidiano e che ovviamente si è rinnovato nelle ultime settimane. La settimana veronese della finanza invece è un format nata nel 2010 per mettere insieme i principali istituti finanziari della città di Verona, dall'ex Banco Popolare a Cattolica, Fondazione Cari Verona, qui alcune delle locandine storiche del tempo e qui un'edizione che ricordiamo ogni settimana perché è importante, fu importante allora, aprile 2017, si siederono dietro ad un tavolo l'ex AD di Cattolica Mazzucchelli, l'ex presidente del Banco Popolare Carlo Fratta Pasini e l'attuale direttore Giacomo Marino, che questa sera vedremo con dei contributi registrati. L'ultima edizione con Carlo Fratta Pasini presidente e l'ultima edizione con il presidente Paolo Bedoni di Cattolica e l'ex amministratore delegato Alberto Minali. Prima di andare dai nostri ospiti, fresche ci sono delle statistiche, dei dati forniti da Infocamere sulla digitalizzazione e innovazione, le start-up e le PMI in particolare innovative del settore ICT. Cosa ci dicono queste statistiche? Che di start-up e PMI innovative, insomma, ce ne sono 6.663 nel settore ICT, chiaramente orientate per lo più nella regione Lombardia, quasi un 30%, suddivise in 6.022 start-up e 641 PMI. Andiamo avanti con le statistiche. Chiaramente le dimensioni sono per lo più tra gli 0 e 4 addetti, vedete qui nella colonna di sinistra, in alto a sinistra, 1996 realtà, 454 tra 5 e 9 addetti e poi scendendo, insomma numeri che sono anche difficili così da decifrare, ma noi facciamo vedere perlomeno alcuni dati che ci interessano. Quali sono i settori principali che rientrano in queste categorie? Si va dall'intelligenza artificiale al machine learning, le mobile app, i big data, i data science, il cloud, blockchain, insomma sono nomi anche difficili a volte da pronunciare, alcuni conosciuti, alcuni meno, IoT, industria 4.0, l'automation, settori davvero nuovi che segneranno il passo per il futuro e lo sentiremo proprio con i nostri ospiti.
Chiaramente con le nuove aziende X-Tech e Deep Tech, sempre nei vari settori. Qui abbiamo la distribuzione quantitativa nei vari settori, e la cosa che ci preoccupa un po', dopo lo sentiremo sempre con i nostri ospiti, resta poco diffusa l'attività brevettuale, cioè si produce tanto a livello di idee, a livello di know-how in Italia, ma si brevetta molto molto poco, e questo ovviamente è un danno. In conclusione, cosa ci dice Infocamere? E poi sentiremo se c'è una conferma anche con i nostri ospiti. Le start-up e le PMI innovative del settore ICT sono al centro della trasformazione digitale del paese, questo è chiaro. Il loro potenziale di crescita è molto correlato agli ecosistemi economici e territoriali di riferimento. Imprenditori giovani e imprenditrici sono sempre troppo pochi, purtroppo, e non sempre l'impatto delle politiche di incentivo è riscontrabile nelle tempistiche e nelle modalità attese, ma i mercati associati ai digital enable offrono opportunità di crescita importanti. I prossimi mesi saranno cruciali per accelerare l'entrata di nuove aziende e la crescita di quelle esistenti. Termino qui quindi la mia presentazione e andiamo dai nostri ospiti. Allora partiamo da Paolo Errico, che oltre ad essere appunto presidente della piccola industria di Confindustria Veneto, ha un'azienda anche, Maxfon, che si occupa di big data, di questi temi. Cosa possiamo dire, Errico, per introdurci nell'argomento? Saranno davvero così diffuse le parole, i sostantivi che abbiamo ripetuto in questa fase iniziale? Nel futuro se ne sentirà parlare sempre di più e con maggior frequenza? Beh, direi che già ne stiamo parlando, quindi più che futuro è Presente. presente oggi, nel senso che i termini che erano anche riportati sulle slide sono termini con cui ormai un po' ci abbiamo fatto l'abitudine, sempre di più lo faremo più spesso. IoT, per esempio, Big Data sono due dei pillar che il B20 ha identificato relativamente all'innovazione digitale. Quindi questi sono sicuramente due ambiti che segneranno lo sviluppo attuale e futuro di tutte le imprese, non soltanto quelle che nascono per fare innovazione, ma di tutte le imprese in senso generale. Abbiamo sicuramente delle innovazioni che ormai stanno quasi già diventando delle commodity, nel senso, per esempio, uno dei pillar sempre per i B20 è la connettività. Abbiamo capito quanto essere connessi diventa importante durante il lockdown, e abbiamo delle zone del paese che ancora non sono connesse. Ce ne sono altre che stanno arrivando, come il 5G, che cambierà in maniera molto drastica, diciamo, il nostro approccio alla connettività, e non soltanto il nostro, nel senso che col 4G siamo stati tutti connessi, col 5G sarà tutto connesso, quindi cambierà in maniera esponenziale, per esempio, il numero dei dati che verranno prodotti, e con l'internet delle cose, voglio dire, ci saranno tantissimi device, tanti oggetti collegati in rete. Poi ci sono delle evoluzioni esponenziali future che stanno arrivando, che cambieranno ancora nei prossimi anni la nostra vita e la vita delle imprese. Essere digitali è fondamentale, cioè anche i dati di oggi di Infocamere che avete letto voi stabiliscono una regola ben precisa: se non si è digitali si è sostanzialmente morti. Quindi questo è chiaro che dietro innovazione digitale o rivoluzione digitale bisogna cominciare a riempire di contenuti e di operatività per tutte le imprese. Assolutamente, poi vedremo anche che bisognerà fare una sempre maggiore informazione e formazione, soprattutto per quanto riguarda i giovani. Dal vostro osservatorio, quindi quello della piccola industria di Confindustria, che momento è questo? Chiaro che è difficile, molti settori si sono fermati, altri hanno sempre lavorato, alcuni sono cresciuti. Quali sono, diciamo, i parametri che state monitorando con più attenzione in questa fase, a un anno e mezzo dall'inizio della pandemia? Ma allora, sicuramente ci sono dei parametri che hanno a che vedere con la finanza e con la patrimonializzazione delle micro e piccole imprese. Quindi diciamo che già il governo Draghi sta adottando e adotterà delle misure che sosterranno, diciamo, le imprese da questo punto di vista, perché oggi l'importante è salvare le imprese che
hanno anche, diciamo, delle potenzialità per essere salvate, perché quello che ormai è chiaro è che non tutti si salveranno, però è importante salvare chi ha, diciamo, dei valori di tipo competitivo, quindi una forte attenzione è questo. Sicuramente è abbastanza chiaro a tutti che, lo hanno dimostrato anche la crisi del Covid, che il digitale sta facendo la differenza, quindi mentre prima si riempiva questo scaffale, dico io, di parole, oggi bisogna andare, diciamo, su cose concrete. Quindi, per esempio, anche l'ambito di cui ci occupiamo noi, che è quello dei big data, quindi quello che viene definita la rivoluzione data driven, è una cosa che non si può più rimandare, cioè o le aziende imparano a utilizzare i dati per sostenere il business, per sviluppare nuovi business, per conoscere, non so, meglio i propri clienti, oppure faranno fatica a rimanere competitive, perché c'è tutto un mondo di aziende nuove che stanno nascendo, che nascono già in modo digitale, quindi sono già abituati a utilizzare questo tipo di leve. Come dicevi te, diventa fondamentale la formazione, perché attraverso la formazione tu crei consapevolezza nel management e negli imprenditori sul fatto che questi siano passi che ormai non sono più rimandabili. Ecco, quello che ci resta dopo il Covid è che non sarà più quello che avevamo prima del Covid, quindi questo momento di disruptive, che non è soltanto una disruptive di tipo tecnologico, ma è anche di tipo sociale, necessariamente ci obbliga ad adeguarci molto velocemente a questi cambiamenti. Quindi c'è molto da fare. Secondo me per le piccole e micro imprese c'è un grande vantaggio competitivo, perché è come un po' resettare i contatori, quindi si parte un po' da zero e si parte un po' con lo zaino sulle spalle a fare anche esplorazione, e quindi c'è la possibilità anche e soprattutto per i giovani imprenditori di intraprendere nuove iniziative con nuove idee che possono essere supportate. È così, Enrico, fanno fatica a volte le imprese a trovare personale qualificato, soprattutto in questi ambiti, chiaramente, che sono anche pionieristici e avanguardisti, non so se possiamo definirli così, anche se in realtà poi se ne parla già da tempo, come hai ricordato all'inizio. Ma che ci sia una problematica cronica, diciamo, in Italia di tecnici, di queste nuove figure specializzate, questo è ormai è un dato conclamato, cioè, però mi sembra che ormai siamo arrivati a un punto in cui non si possa più aspettare. Per esempio, tutto il tema della formazione legato agli ITS oggi è al centro dell'agenda anche del governo, no? Fino a poco tempo fa, cioè io ricordo che gli ITS vengono sovvenzionati di anno in anno dalle singole regioni. Soltanto in Veneto spendiamo circa 8 milioni e mezzo di finanziamento. Ecco, finalmente si è capito che invece questi ITS qua, che magari vanno un po' ridefiniti dal punto di vista strategico, svolgono un ruolo fondamentale. Noi in Veneto ne abbiamo 7, magari potremmo aumentarne qualcuno di più, e magari potremmo fare qualche ulteriore corso di formazione per queste figure. Quindi oggi la consapevolezza c'è. Per esempio, io parlavo con l'Università di Verona, partirà forse quest'anno una laurea magistrale in data analyst, cosa che figure che oggi non ci sono. Noi le forniamo in azienda con un lungo lavoro di formazione, e nel momento in cui parliamo di big data serviranno anche poi le persone che andranno a utilizzare questi dati. Si sta spingendo molto sulle materie STEM, si sta spingendo sul fatto che le materie STEM devono essere frequentate anche dalle ragazze, che sono molto brave, perché oltre il 50% dei laureati in materia STEM poi sono donne, quindi si sta facendo anche un lavoro di tipo sociologico per far capire che invece sono delle ottime opportunità per i giovani. È chiaro che l'impresa manufatturiera ha una grande richiesta e assorbirebbe benissimo queste persone. Dagli ITS penso che la percentuale di ragazzi che trovano impiego è altissima, come succedeva con gli istituti tecnici industriali, che ancora ci sono e che hanno, diciamo, uno score molto, molto alto di assunzione. Quindi è vero, io sono un po' fanatico del tempo, dico che adesso il tempo è scaduto, bisogna farlo, però insomma c'è una particolare attenzione. Sentire Draghi che parla di ITS è sicuramente di buon auspicio, perché è da lì che andremo a tirare fuori
i nuovi professionisti, le nuove professioniste di queste nuove tecnologie, perché le tecnologie viaggiano in modo esponenziale, poi noi siamo sempre alla rincorsa. Va bene, però almeno bisognerebbe avere le idee chiare. Mi sembra che adesso un po' di idee ce le abbiamo. Il digitale è uno degli asset del nuovo piano nazionale di resistenza, di rinascita e resilienza, e quindi abbiamo veramente una chance importante, perché ci saranno molti fondi e quindi bisogna anche spenderli bene e ottenere dei risultati. Vorrei far vedere un attimo lo schermo di Maxphone, l'azienda di cui è CEO e amministratore delegato appunto Paolo Errico, e dice: trasportiamo e analizziamo i dati per fornire a tutti l'accesso ai mercati e alla conoscenza. Ogni giorno lavoriamo con milioni di dati. Vedete, Errico, se dovesse dire a una persona che le chiede ma perché i dati sono e saranno così importanti in futuro, l'hanno capito i social chiaramente, perché da Facebook a Instagram e quant'altro sono successi anche degli scandali, no? Con passaggi non autorizzati di dati. Ecco, una domanda apparentemente banale, ma penso non scontata: perché sono così importanti i dati oggi e lo saranno sempre di più in futuro? Perché oggi il marketing ha fatto proprio diciamo, il concetto, per esempio, di intelligenza artificiale, no? Siamo abituati a vedere delle auto che parlano e che rispondono e che fanno dei comandi. In realtà dietro a un sistema di intelligenza artificiale, che insomma è abbastanza tirato come concetto, quello che ci viene venduto, ma diciamo, dietro un sistema di apprendimento automatico, quindi quello che si dice tecnicamente machine learning, cioè macchine che apprendono, semplicemente queste macchine vengono alimentate da un bene che sarà l'oro nero del futuro, che sono i dati. Quindi senza i dati non riusciamo a fare ragionare l'intelligenza artificiale, che non è una cosa banale. Per esempio, in questi giorni qua, proprio noi siamo stati, diciamo, attori in comunità europea. Sono passati alcuni emendamenti che abbiamo fatto inserire noi per garantire l'accesso neutrale ai dati, perché oggi alcune tipologie di dati sono in mano soltanto ad alcuni soggetti che dicevi te, no? Quindi le famose FAG sono Facebook, Apple, Amazon, Google e Alibaba. No, se pensiamo che questi dati possono essere in mano soltanto a questi attori qua, rischiamo di mettere in mano l'Europa a loro come fosse soltanto un mercato. Quindi è importante, per esempio, e l'Europa se ne sta facendo carico, perché c'è nella nuova normativa proprio questo Data Act che verrà approvata a breve, sono stati recepiti alcuni emendamenti dove è previsto il fatto che possono nascere dei soggetti indipendenti, dei data provider, che garantiranno tutta la privacy, perché ormai giochiamo la partita col GDPR, però che siano in grado di raccogliere dati ed erogare dati. Ecco, quindi i dati, e quindi la filosofia data driven diventa essenziale, cioè senza i dati e senza l'accesso ai dati noi non potremo competere con tutta una serie di tecnologie. Quindi anche su altri tavoli dove io sono presente dico: molto bello parlare di intelligenza artificiale, però prima mi dovete dire dove andiamo a prendere i dati e se i dati sono accessibili. Quindi diventa un asset fondamentale. Anche quando parliamo di blockchain, quando parliamo di tutte queste tecnologie, partono da elementi che sono molto semplici a parole, che sono i dati che vengono generati, vengono scambiati, vengono protetti attraverso poi questo tipo di tecnologie. E allora ringraziamo davvero i nostri ospiti per questa quarta puntata della settimana veronese della finanza. Torneremo giovedì prossimo, sempre alla stessa ora alle 18. Verona Live appunto torna domani alle 18 in diretta. Come ho ricordato poco fa, in replica la puntata di questa sera, la quarta della settimana veronese della finanza, alle 21:30. Grazie per averci seguito e per essere stati in nostra compagnia. Buona serata.